Ciao, eccoci qui per un video acquisti beauty. Allora, iniziamo da Sephora, che non ho molte cose questa volta. Allora, da Sephora ho preso l'acqua micellare proprio della collezione di Sephora e è la prima volta che la prendo, per cui non so se sia buona, la devo ancora utilizzare perché ne ho aperte delle altre, non so se sia buona o cosa. Comunque c'è scritto qui sotto che il 90% degli ingredienti è di origine naturale. Poi, sempre in fatto di struccaggio, ho preso questo kit in cui c'è una mini confezione di bifasico come struccante per gli occhi e anche il mascara Size Up in mini taglia. Ho preso questo kit perché qua vi parlo di mesi fa, anzi forse l'ho preso ancora prima che chiudessero da tutto, e ho preso questo kit perché mi ricordo che era una bella offerta, nel senso che per il prezzo del mascara mi hanno dato questo, per cui è come che lo struccante occhi non l'avessi pagato. E per quanto riguarda invece questo struccante occhi, sono un paio d'anni che lo uso e io mi trovo bene, non mi brucia gli occhi e riesco a struccarmi gli occhi. Poi sempre da Sephora, questa me la sono fatta arrivare del sito, è la Natasha Denona, la mini retro palette. Questa è la confezione in cartone, non l'ho swatchata né niente, per cui per il momento ve la faccio solo vedere. Questa qui sarebbe la confezione della palette e queste sono le cialline di questa palette. Vi devo dire che mi aveva ispirato questi colori shimmer qui e ho deciso di provarla. Poi avevo visto anche degli swatch su internet e mi erano piaciuti gli swatch, per cui ho preso la mini palette. Poi sempre da Sephora del marchio Fresh ho voluto prendere sia il detergente esfoliante, questo dovrebbe essere un piccolo scrub per il viso di questo marchio. Ho preso la mini taglia perché volevo provarlo, visto che c'è la possibilità di avere sia la mini taglia che la taglia full size. Ho deciso di provare la mini taglia e vediamo la mia pelle come reagisce a questo detergente, e visto che sono abituata ad utilizzare lo stesso detergente e la stessa maschera dello stesso marchio, ho deciso di provare sempre in mini taglia anche la maschera. Questa qui che ho preso io è sempre in mini taglia. Questo sarebbe il barattolino, vedete è ancora sigillata, non l'ho proprio aperta, ed è quella idratante, quello con l'infuso di rose. Ho visto degli altri video in cui questa maschera dovrebbe essere di colore marroncino con i petali di rose e la proveremo perché, come vedete, è ancora sigillata, non vorrei aprirla per poi utilizzarla tra 15-20 giorni, per cui preferisco aprirla ed utilizzarla. E ho voluto provare anche questa. Nel sito c'erano altre maschere che mi interessavano, c'era anche una maschera anti-età che mi aveva ispirato, però poi ho deciso di restare sull'idratazione, perché quando mi era successo di andare dalla Kiehl's per farmi l'esame della pelle e vedere che creme che erano più adatte a me, anche la ragazza lì del negozio mi ha detto punta più sull'idratazione della pelle, perché poi l'antietà è un altro discorso, ma se manca l'idratazione vengono sicuramente segnate ancora più rughe. E ora io di conseguenza da quella volta ho deciso di puntare più sull'idratazione che su queste fantomatiche creme antietà. Cambiamo marchio dal sito di L'Occitane, che è stata un'odissea perché mi arrivi il pacco, e vi devo dire che mi è passata la voglia di acquistare dal sito di L'Occitane per il momento,
Ho preso il Doccia Arlesier, questo qui che mi piace, l'ho già provato e mi piace la profumazione. Poi ho preso questo gel dolce alla ciliegia, ma è in questa, io avevo provato quello rosa. In questa confezione verde è una novità, per cui vediamo nell'utilizzo se è buono oppure no, però mi ha incuriosito questa nuova boccetta sul verde. Di questa maschera purificante, sempre dell'Occitane, ho preso le mini porzioni, per cui bastano una volta sul viso, questi, anzi, mettendone poche si hanno 2 applicazioni, mettendone tanta si ha una sola applicazione. Visto che di questa maschera viso purificante, che sul sito ha 5 stelline, io mi devo fare ancora un'idea, per cui ho deciso di riprovare con le piccole confezioni. E per finire dell'Occitane ho provato a prendere il Gommage Corpo. Spero che sia un buon scrub, perché non mi piacciono gli scrub troppo leggeri. E vediamo, lo proviamo, eventualmente speriamo che se è troppo leggero abbia un'ottima profumazione, così mi ispira di più a utilizzarlo. Per finire dell'Occitane mi sono state regalate, in quanto che oltre al corriere che non arrivava più, che ha fatto confusione con la consegna, c'è stato anche disguido durante l'ordine e il sito l'hanno fatto tutto loro, hanno rifatto l'ordine e per scusarsi dell'accaduto mi hanno regalato queste 2 creme mani. Uno è alla mandorla e l'altro è Mon Amour. Queste qui sono le 2 creme che mi hanno omaggiato. Dal sito di Look Fantastic, visto che erano in offerta, ho deciso di prendere i primer di Urban Decay. Uno lo conosco, che sarebbe questo qui, che è il classico primer per occhi di Urban Decay, che è definito il Shadow Primer Potion, che sarebbe quello della linea classica, e questo è uno. Però visto che Urban Decay ha fatto diversi primer, mi ha incuriosito quello anti-età, che sarebbe questo qui, anti-age. È scritto sempre a Shadow Power Position, però sotto c'è aggiunta la scritta anti-age. Non l'ho mai usato, non so se abbia la stessa tenuta dell'altro, però ho deciso di provarlo visto che l'offerta era veramente conveniente. Dall'estetista ho preso questi 2 prodotti. Uno sarebbe una crema filler contorno labbra e un'altra sarebbe una crema filler contorno occhi. Allora, vi devo dire che io le ho utilizzate, provate entrambi. E per quanto riguarda il filler labbra, che sarebbe questa confezione qui, beh, questa ve la apro, tanto è già aperta, sarebbe fatta con questo dosatore qui. Mi sono accorta che se esco dal bordo delle labbra, nel lungo andare, parlo di circa 8 giorni di consumo di ogni giorno, mi escono dei brufoletti qui sopra sulle labbra e questo non mi piace molto. Come effetto sulle labbra niente di eccezionale, però più di provarlo e vedere, perché quando l'ho preso mi ha detto guarda che devi utilizzarlo costantemente, che è un mese, mi sembra, un mese o 2 mesi di trattamento, utilizzandolo ogni giorno 2 volte al giorno. Ma io dopo 15 giorni che ho visto che cominciava a farmi questo effetto di brufoletti, mi sono un po' arresa nell'utilizzarlo. Adesso che ve l'ho anche mostrato, così rimetto gli oggetti a posto, forse potrei riprenderlo ad utilizzarlo, però questo discorso dei brufoletti non mi piace molto. Mentre per quanto riguarda il contorno occhi, che è sempre un tubetto fatto così, anche questo qui l'ho messo qui sul contorno occhi, un classico contorno occhi, non ho visto miracoli, però quando lo si mette si sente leggermente la pelle tirare, per cui è quell'effetto che dovrebbero fare i prodotti anti-age. Questo potrei ricominciare a utilizzarlo tranquillamente, perché questo non mi ha dato nessun tipo di problema. Passiamo ad un acquisto dal sito di Anastasia Beverly Hills. Allora, intanto volevo dire che il sito ha cambiato le sue disposizioni.
Tempo addietro avevo preso sempre di questa collezione Norvina, la volume 3, e avevo dovuto pagarla in sterline e di conseguenza con il cambio avevo pagato di più che prenderla se arrivava in Italia. Ma visto che sul sito di Sephora in Italia non è mai arrivata per il momento e questa non so se arrivi, comunque ho deciso di riprovarci con il sito ufficiale, quello inglese, e le cose sono cambiate. Adesso il sito inglese di Anastasia Beverly Hills vi danno i prezzi in euro. Io questa palette l'ho pagata come lo stesso identico prezzo di prenderla da Sephora, facendo riferimento al volume 2 che è ancora disponibile sul sito di Sephora, per cui l'ho pagata allo stesso identico prezzo, i 69,90 centesimi di classici di questa palette. Allora, per questa è la confezione esterna, questo sarebbe il volume 4, la nuova uscita, è fatta, il retro è fatta così, davanti, adesso spero che si noti, perché di base questa palette è di colore rosa, però vedo in certe inquadrature che mi dà un effetto di, vedete, vedete, sembra un lilla viola, invece è proprio rosa, per cui cerco di metterlo in una posizione che, guardando io adesso, mi sembra che esca il rosa. Ve la mostro, vi faccio vedere le tonalità, ha la stessa identica confezione delle altre, per cui c'è l'apertura così, il grande specchio, i nomi sono in battaglia navale, A1, A2, vedete, B1, B2, B3, stessa identica cosa delle altre, l'unica cosa, cambiano le colorazioni, e queste sarebbero le colorazioni che trovo molto primaverili, quasi delicate, le devo ancora utilizzare, però per cui non conosco la pigmentazione, se sono molto pigmentati o se rimangono nei toni leggeri. Vi devo dire che, visto che in questo periodo ho fatto un po' di pausa nel prendere palette, per esempio le Huda Beauty Pastel, appena uscite mi piacevano, poi avevo visto dei video di chi le ha prese che non erano molto performanti, allora mi sono fermata, e quando ho visto che è uscita, sulla mia lista c'erano scritto le Huda Beauty Pastel, però le ho eliminate e ho preferito prendere questa, perché di questa, ok, ho visto video in inglese tanto per rendermi conto di come erano le colorazioni, però questo marchio non mi ha mai dato grandi problemi come pigmentazione, sfumabilità, anzi lo trovo il miglior marchio di qualità-prezzo. Per cui ho lasciato perdere le Huda e ho preso queste che, guardandola così, ha lo stesso le sue tonalità pastello, che potrebbero andare benissimo in questo periodo, visto che Huda Beauty ha lanciato che quest'estate ci dovrebbero essere questa mania di colori pastello. Questa la trovo molto più completa e dovrebbe performare meglio in riferimento a come lavora questo marchio. C'è un bel range di colori, ci sono sia colori chiari da arcata sopraccigliare, ci sono bei colori scimmerini, ci sono gli opachi e ci sono questi due che dovrebbero essere i due glitter disponibili su questa palette. Per cui anche questa novità, che non sono solo ombretti, shimmer e metallizzati, shimmer e opachi, c'è questa novità dei due glitter pressati che dovrebbe essere anche carino, visto che la Maresi mi sembra che abbia questa nuova texture di glitter pressati, e vi devo dire che sono fatti bene, perché io li ho utilizzati, stanno fermi, non serve nessuna colla glitter o cose particolari, per cui già questa predisposizione, conoscendo l'uscita della Marezi, come sono stati questi glitter pressati, spero che in questa palette sia il stesso risultato.
Adesso passiamo al sito Pinalli. Allora, ho fatto degli acquisti dal sito Pinalli e qui sta gocciolando acqua perché li ho ripresi dalla doccia giusto per fare il sito, e ieri sera mi sono lavati i capelli con questi prodotti, per cui c'è un po' di acqua dentro il tappo. Allora, ho preso questi prodotti della Kerastase. Allora, la Kerastase è rivenduta sia da Sephora che da Look Fantastic, però io ho voluto premiare Pinalli, oltre che per il fatto che quando l'ho presa era in offerta, anche perché ha spiegato bene l'utilizzo specialmente di questo shampoo, nel senso che di questo shampoo confezione così rosa ce ne sono di due tipi. Allora, l'unica cosa di differenza è qui questa parola, su uno è scritto Hydra, sull'altro è scritto Nutri, e poi la confezione è uguale, per cui è facilissimo sbagliarsi, però il sito di Sephora ha spiegato bene a chi sono rivolti questi due shampoo. Allora, quello Nutri è rivolto per capelli secchi e grossi, per cui di conseguenza non sarebbe adatto a me, perché l'effetto della parola nutri sarebbe nutriente e va a rinforzare, a nutrire questi capelli secchi e grossi. Visto che i miei sono capelli grassi e fini, la mia dicitura giusta sarebbe l'Hydra. E infatti io l'ho preso perché sul sito di Look Fantastic anche lì ci sono entrambi, ma la spiegazione è fatta in inglese, e sinceramente se l'avrei preso in inglese probabilmente avrei preso la parte nutriente pensando di nutrire il capello, ma non pensando che la parola nutriente potesse avere l'effetto verso capelli secchi, perché se io, avendo i capelli grassi, prendere uno shampoo per capelli secchi proprio non ci sta. Allora, questo shampoo, vedete, l'ho utilizzato, sarebbe uno shampoo fortificante, e vi devo dire che mi sto trovando bene. Come vedete, questa capigliatura li ho lavati ieri sera con lo shampoo, poi ci ho aggiunto anche lo balsamo, mentre il balsamo di questa linea rosa così fortificante ce n'è uno solo adatto per entrambi gli shampoo. E questo che mi vedete è il lavaggio di ieri sera e io sono soddisfatta di questo lavaggio, per cui mi sto trovando bene con questo shampoo. Poi, sempre dal sito di Pinalli, ho voluto, in super offerta, perché l'ho preso perché era in super offerta, perché qui si è chiuso il balcone, c'è aria fuori, ho voluto aprire le finestre, però c'è il balcone che sta andando di qua di là, adesso non so se l'abbiate sentito, comunque. E dell'Estée Lauder ho preso il siero notte, vi dico che costa un occhio della testa. Io ho avuto l'occasione di provare una mini taglia da 5 ml e il prodotto mi è anche piaciuto, perché è vero, perché sulle recensioni la cosa principale che si legge è che rimpolpa la pelle, dà un effetto rimpolpante alla pelle, e vi devo dire che nell'utilizzo di 3-4 sere consecutive di questo siero si vede questo effetto rimpolpante, per cui ho deciso di prenderlo e di intervallarlo alla mia amata night routine di overnight di Kiehl's, e per cui ho preso fatto il solito classico boccino. Questo sarebbe il boccino da 20 ml, che c'era scritto sul sito che è un'edizione limitata, però per me è andato più che bene, perché sinceramente il boccino da 50 ml mi sembra che costi sulle 100-120 euro, cose assurde sinceramente. E per cui io ho preso questo boccino e con lo sconto l'ho pagato sui 35-39 euro, qualcosa del genere, ma visto che non lo utilizzo tutte le sere e visto che è un proseguimento di quel piccolo boccino, anche per vedere se eventualmente c'è differenza tra il campione e l'acquisto reale del prodotto, ho deciso di provarle questo e vedremo col tempo che effetto che fa, anche perché il boccino da 5 ml lo devo ancora finire, per cui io
Questo prodotto lo utilizzo più o meno due serie a settimana, ad occhio così. E per quanto riguarda la mia amata crema da notte, eccola qui, la Overnight, l'ho ripresa, questa qui di Kiehl's, sono anni che lo utilizzo, mi era stata ancora consigliata quando avevo fatto la prova pelle e continuo a riprenderla. L'unica cosa è che sul sito di Pinalli è sempre disponibile questo qui da 125 ml, forse andando in negozio perché c'è anche il boccino più piccolo. Diciamo che a me questo boccione mi basta 1 anno e mezzo più o meno, 1 anno sicuro, poi il mezzo dipende se lo utilizzo tutte le sere o cosa ci faccio. Per cui l'ho voluta riprendere, super soddisfatta di questa crema. Se ho arrossamenti mi dà sollievo, mi aiuta ad eliminare anche arrossamenti di brufoletti oppure delle irritazioni che di solito mi escono qui sul naso durante il giorno. Se io la sera mi metto questa, vedo che mi dà sollievo. E comunque tenete conto che quando mi vedo molto, che vado verso un'irritazione accesa, faccio lo scrub viso di Kiehl's, metto la maschera alla calendula e aloe di Kiehl's e dopo metto anche questa qui che è considerata una maschera, però io ne metto poca, è tipo un gel. Io non ne metto eccessivamente, ne metto poca e riesco ad utilizzarla come una crema, perché altrimenti il suo uso sarebbe mettere una quantità abbondante, aspettare 10 minuti e tamponare l'eccesso. Ma io con questo metodo non mi trovo perché ha un po' l'effetto di ungere. Preferisco mettermene poca, massaggiarla, dare un piccolo effetto di assorbimento perché un po' di unto lo lascia, e però il risultato la mattina me lo vedo sulla mia pelle così delicata che ha questi problemi. E per quanto riguarda la maschera, eccole qui, la maschera alla calendula e aloe. Io qui ne ho prese, perché ne ho due qui, una piccola e una grande, perché su un ordine ho preso quella sta piccola, su un altro ordine che c'era l'offerta del 20% su tutti i prodotti Kiehl's ho preso quella grande. Ma vi devo dire che questa è l'unica maschera che mi rendo conto che non può mancare sulla mia collection di maschere, perché quando ho problemi di pelle questa realmente mi calma tutto il risultato. Questa dopo aver scrabato il viso me la metto, la tengo su una decina di minuti, vado sotto la doccia, mi lavo tutto, maschera e tutto quanto, mi metto poi questa qui e io la mia pelle alla mattina me la vedo rinata con questo discorso di rossori o brufoletti che mi escono. Un altro prodotto che ho voluto provare io avevo una mini taglia di questo detergente alla calendula e vi devo dire che non è che mi sia dispiaciuto come prodotto, come campioncino. Allora ho preso la confezione mini perché c'era anche il grande, ma io ho preso il mini. Ed è questo detergente alla calendula, sarebbe un sapone, viene quasi considerato un sapone viso, però forse il fatto di avere dentro la calendula mi aiuta sempre a combattere le mie imperfezioni che mi nascono sul mio viso, perché ho deciso di prendere anche il mini boccetto e di utilizzare anche questo intervallandolo allo scrub che già ho sempre della linea Kiehl's. Visto che da Pinalli in teoria qui ci dovrebbero essere 3 ordini che ho fatto, questi sono tutti i campioncini che ho raccolto in questi 3 ordini fatti dal sito di Pinalli. Velocemente ve li faccio vedere. Allora, su un sacchetto c'è dell'Herbea, dell'Occitane, il profumo Herbea, poi c'è il profumo Moon della Guerlain, sempre in provetta così, una cremina Biotherm e un fondotinta della Lancôme. Questa è stata anche una sorpresa di questo fondotinta nude della Lancôme, il numero 03. Mentre nell'altro sacchetto che ci ho messo dentro più bottino, allora
Allora c'è della Shiseido questa crema e questo dovrebbe essere il siero. Del marchio Mesauda, anche questa è una novità per me, un fondotinta, il numero 202 Ivory. Questo invece non è un prodotto per me, è un prodotto per uomo e sarebbe un detergente esfoliante per faccia per uomo. Un altro campioncino che sono felice di aver recuperato sarebbe questa crema. Questa è una crema che fa parte della linea della Calendula e sarebbe il siero. E mi hanno dato questo piccolo campioncino di siero alla Calendula, anche questo qui potrei provare ad utilizzarlo alla sera quando sono molto arrossata e vedere questo siero che effetto fa, perché questa crema qui dell'Overnight, oltre ad attenuarmi i rossori, è anche idratante. Questo siero, non so, alla Calendula, non so se sia solo per attenuare le imperfezioni o abbia anche un effetto di idratazione come l'altro, però visto che è un bel boccino, penso di riuscire a farmi una bella idea di questo prodotto. Iniziamo con i profumi, sempre in provetta così. Le Vie Est Belle di Lancôme, Tom Ford Beauty Junior, questo qui che non ho la più pallida idea di che profumo sia, Alien Man, profumo da uomo, poi Angel Mugler, sempre un altro profumino, e per finire qui c'ho del marchio Vizzy, che io non l'ho mai sentito, dovrebbe essere un marchio in esclusiva rivenduto da Pinalli. Ho due campioncini di sapone delicato, sapone liquido delicato. Uno è la profumazione esotica, l'altro è la profumazione Polar Fresh. Altri due campioncini, una crema per il viso della Shiseido e questa qui sarebbe una maschera per capelli all'oliva, olio di oliva della Kiehl's, che ho i miei dubbi di utilizzare avendo i capelli grassi, l'idea di mettermi dell'olio forse sulle punte, ma di mettermi dell'olio qui proprio non ci sta. Ok. Io adesso per questo video acquisti vi ho fatto vedere tutto quello che avevo fermo qui nella stanza, preso durante il lockdown qualcosa ho preso, ma anche qualcosa preso anche prima. Comunque vi ho fatto vedere tutto quello che avevo qui fermo e io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!